Oh, e quindi dove abitiamo oggi? Adesso ti spiego. Sei nel bellissimo parchetto di fronte all'area camper di Fagagna. Girati, guarda dov'è l'area camper. Voglio farti i filmati così a 360 gradi in modo tale che tu ti renda conto pienamente del contesto. Siamo a 2 passi dal borgo di Fagagna, che è un borgo bellissimo, guarda, già lo vedo. Te vedi dopo, Tingo proprio vedi in Slovacchia ovviamente. È un'area camper dotata di tutti i servizi, ossia il carico e scarico. Significa che, mamma mia, guarda che bello, aspetta un attimo. Guarda, capisco che però non rende, però non posso portarmi dire tutto l'ambaradam, se mi porto i sacchetti da cacca del CP. Comunque dicevamo, c'è il carico che sarebbe il rifornimento dell'acqua pulita, lo scarico che è dove tu butti le acque sporche e la corrente. Ci sono 6 colonnine per 6 posti camper, però 2 non funzionano, quindi tieni conto che l'area camper, ovviamente essendo concorrente gratuita, sarà sempre strapiena nei fine settimana. È una regola che dico da anni, insomma, ecco, tutte le aree camper concorrente sono sempre strapiene. Mi pare di essere in Toscana quasi, guarda. Avere sti panorami, queste collinette, il verde, gli ulivi, guarda che spettacolo, ragazzo. Prima mattina. I difetti di quest'area camper, senza ombra di dubbio, posso dire il fatto che è attaccata a una strada, è un bordo strada, però ragazzi, se usi un po' di filosofia in questo caso intesa come ottimismo, nell'altro lato della strada c'è questo splendido parchetto dove fare le tue camminate e portare a fare le deiezioni, senti che bella parola fuori, deiezioni al tuo cane. Vi voglio dire deiezioni stamattina. Guarda che misteri, anche le giostrine e i bagni sulla casetta in Canada del legno. Bidoni ovunque e rubinetti ovunque. Questo è il Friuli, ragazzo, anche il Veneto non è da meno. E questo è uno dei tanti motivi per cui, cercando di non creare campanilismi di alcun tipo, mi senti dire spesso che sono le mie regioni preferite, il Veneto e il Friuli, in quanto sono a misura d'uomo nel senso che sono fatte per l'uomo, per far star bene l'uomo, per facilitargli la vita, non il contrario. Tipo, non so, in Francia, dove non te ga un cazzo e è tutto un pagare, strapagare e via discorrendo, hai capito? O in Slovenia, dove che non te puoi neanche star col camper, dove che non puoi parcheggiare un attimo fuori senza rompere i coglioni, perché lì sta attento, sì, in Slovenia funziona che, non so se te l'avevo mai spiegata, non è come da noi che c'è il divieto di parcheggio. Lì di default è un divieto di parcheggio, puoi parcheggiare se c'è il cartello del parcheggio, hai capito? Quindi ricordati che la regola è che tu non puoi parcheggiare da nessuna parte. Le mattine a casa di Matteo e Erika si vede anche il mare. No, sì, in Furlandia, cioè, te mi dici anche in Furlandia il mare, sì, ma te andare a Grado, Lignano, da che banda l'acqua, te si più interno, tu capisci, che te si a Fagagna, qua i paesi dei borghetti, delle campagne, dei bei panorami, dei giri in bicicletta, guarda che spettacolo. E anche da qua te vedi, guarda che bello, e colline e i cipressi, guarda. Questa è a visuale, se non te stai in accorto, dal camper. Bravo, pertanto all'area camper, vedi tu che te sei un genio, vedi tu studiare cosa succede. È vero? Aspetta. Allora ragazzo, senza anticiparti troppo di Fagagna perché ora lo vedrai, come ti ho detto prima può essere molto facile che ti trovi l'area camper piena, pertanto girate, ecco te gira, a 100 metri di distanza hai un altro parcheggio, vedi tu che quello devo fare a Van Life là. Quindi sì, non hai i servizi per carità, ma se devi far carico e scarico, girate come girate. Vai all'arco che non ti vedi più i camper, sì che ti vedi, arrivi là, guarda, ok, ti fai quei 100-150 metri, fai carico e scarico e poi ritorni qui al tuo bel parcheggio e puoi proseguire a goderti questa fantastica città. Sposi un borgo, vabbè. È bello, poi in primavera così, ragazzo, con tutte le viole, i taraschi, le belli perenni, che sarebbero margherite, è un fascino abbastanza toscano, ma guarda anche a costruzione a torre lì sulla collina, prova a guardare un po' l'architettura, i colori, ma anche gli alberi, guarda i cipressi dappertutto, cipressi e olivi. Dall'area camper all'entrata del borgo avrai solo 950 metri. Che dite. Comunque se te vuoi partecipare, che c'è anche a Corsa degli Asini. Che bello, ma non so allenare.
trotti sia un asino. Ho ricordi molto confusi di Fagagna, pensavo un piccolo borghetto per strada, in realtà è una città abbastanza grande, poi anche il borgo, ok? Questo, guarda che bello, vedi tu? Area telesorvegliata, anche a mite telesorveglie, vedi tu? Comunque questo per dire che se hai bisogno di un qualcosa, di un negozio, di un veterinario, di una qualsiasi cosa, c'è tutto. Ossia non è una di quelle situazioni dove sei perso in mezzo al nulla. Sì, forse ha ragione Erika, so devo far confusione con Favignana, c'è il nome che mezzava. Vedi? Brusi non vorrebbe avere quella torre lì nella casa. Se io ho detto prova a immaginarti là dentro, de sera, col camminetto, un buon brandy, ti spaparanzante il divano con un bel chop da cecchino che punta fuori dalla finestra. Non capisci niente. Ma perché non ti auguri, Dio caro? Perché no? Ma perché no, Dio? Ma te che poi i filippini dopo che ti gestisci tutto. Come vacchi, no? Dopo te fai TikTok con i filippini, non te ne arrivi bene? È vero, però mi vorrei conto corrente ai vacchi. Per arrivare al borgo vecchio invece c'è un po' di salitina. No, è ancora so devo dimostrare come fare il turista a livello pro. Barettina, zainetto, il telefono col cavalletto tassativamente allungabile per fare i selfie. Tu capivo? Anche le savattine, quei col calzetto fuori. E tu? Dov'è che lei in mezzo ai skate? Lei è sempre in mezzo ai preti. Lei qua. CP, che affemo? Povero il CP. Ok, ora mi ricordo, legge Osteria il Castello, quello è un ristorante, in parte c'è la torre, diciamo la chiesetta, e ancora più in parte dovrebbe esserci i resti di un castello, eccolo là, già lo vedo, dove all'epoca feci, non nel senso di cacca, un book fotografico al CP, molto molto bello, che se lo trovo te tiro su do foto. Ciao Fufi! Ecco, il signore ti vede. Non fate niente! Sleep, baby, sleep. The day's on the run. The wind in the trees is talking in tongues. I don't wonder why, if the night is long, here's my lullaby. Here's my lullaby. Sa fare i fiori, fa infatti bene. Ragazzi, voto 10, super sprizza all'apero con crostino col crudo di San Daniele, 5 euro, tanta roba. Sì, è lì il fufo, dica ciao il fufo. No, vedi tu? Fa volta. È stata una bellissima esperienza, è una sosta che ti consiglio senza alcun tipo di riserva o di dubbio. Ti dirò, per carità, dopo i gusti sono sempre soggettivi, però se dovessi dare un voto da 0 a 10 ti do un 10 e lode come sosta, veramente è il massimo. A tipo 270 metri circa hai la COP, quindi comodissimo anche per farti la spesa. No, vabbè, da regia in Medise 7,50, però là dipende quanto uno le pignoi con i numeri. Cioè mi comunque ho dato un numero, se dopo uno il vol che proprio sì è quelle, gli problemi tui che te si pignolo.